Il re dello street food siciliano, indubbiamente lo sfincione, questa pizza alta e soffice con un condimento speciale che sorprende al primo morso. Verso entrambe le farine setacciate, aggiungo l'acqua con il lievito e l'olio di oliva. Con il gancio inizio ad impastare. A poco verso l'acqua restante presa dal totale. Dopo qualche minuto aggiungo il sale e finisco di lavorare con il gancio. Realizzo un giro di pieghe, chiudo a pacchetto, quindi pirlo il panetto e lo metto in una ciotola sporca di olio. Lascio lievitare circa 2 ore o comunque fino al raddoppio. Prendo il mio impasto, lo rovescio su una teglia e con le dita delicatamente cerco di allargarlo. Lo rimetto in forno spento, sempre con luce accesa, e così avrà inizio la seconda lievitazione che durerà circa un'ora. In questo frattempo posso occuparmi del condimento, quindi sbuccio tutte le cipolle, le taglio a fette sottili. In una pentola verso un bicchiere d'acqua e inizio a cuocere le cipolle. Posso proseguire unendo l'olio di oliva per un leggero soffritto. Aggiungo anche le acciughe, mescolo, faccio soffriggere insaporendo qualche minuto. E poi il momento di unire anche la passata di pomodoro, di aggiustare di sale e pepe e posso cuocere questo sugo a fiamma dolce sul fornello per almeno 40 minuti. La cosa più importante del condimento è che sia molto ristretto, quindi per nulla acquoso. Seconda lievitazione ultimata, quindi comincio a distribuire i condimenti. Innanzitutto le acciughe a pezzetti, poi il caciocavallo a dadini e poi posso allargare in maniera uniforme il sugo di cipolle. Finisco di condire spolverando lo sfincione con caciocavallo grattugiato e poi con il pangrattato. Per ultima una manciata di origano. Ed ecco può iniziare la terza lievitazione, l'ultima finalmente, un'altra ora di tempo in forno spento. Trascorso questo tempo però è giunto il momento di irrorare la superficie con un filino di olio e finalmente iniziare la cottura. Temperatura alta, mi raccomando, quindi almeno 200-220 gradi. Posizioniamo la teglia prima sul fondo del forno per i primi minuti. Quando il fondo dello sfincione sarà diventato ben dorato, quindi ben cotto, possiamo spostare la teglia ad un livello superiore. Questa cottura durerà circa 20 minuti, quindi sarà piuttosto veloce, ma dovrà restituirci uno sfincione morbidissimo, dorato sotto, sopra invece ben gratinato con quel pangrattato che quasi scrocchierà sotto i denti e quel sugo di cipolle che delizierà davvero tutti.